Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Ragazzi, non posso urlare tanto perché è un po' tardi. Comunque vai, siamo a Genova, Sampdoria, Verona e giochiamo ancora, fioi, consecutivamente. Questo Comenda comincia a dominare, fioi. Guardalo là. Buono, andiamo. Ora avete consigliato anche voi di tenere esperto, che va benissimo, che non c'è nessun problema. Ora teniamo esperto. E niente, dai, abbiamo fatto 3 gol, mi piacerebbe arrivare almeno a 5 per avere almeno quell'obiettivo là, che è quello della media voto, che secondo me è importante. Benvenuti, sono Fabio Caressa. Oddio, aspetta, sì, sono Fabio Caressa. Beppe Bergomi, un saluto a tutti. Ok, che c'avevo anche l'audio anche sul televisore. Prepariamoci ad Veneziano domina. tra Sampdoria ed Hellas Verona. Bravissimo. Occasionissima. No, offside. Fischio dell'arbitro, Offside del questa talento azione veneziano. per fuori gioco. Peccato perché il giocatore era lanciatissimo verso la rete. Occhio. Ecco il tiro. Mamma mia, cosa ho rischiato. Sì, ha tirato troppo in fretta. Perché abbasso un attimo il volume. Perché adesso rotti i coglioni, vai. Ho subito rischiato il gollazzo della Samp. Alfredson. Ecco, questo mi piace, essere lanciato così sulla linea del fuorigioco. Classico gioco comendiano. Palla persa. Vai, com'è che la metti? Cross ancora bloccato sullo 0-0. Sì, Fabio, Secondo tempo, ragazzi, seconda frazione. Seconda frazione. Al stadio Luigi Ferraris, ragazzi, qua purtroppo non riusciamo a trovare il gol. Stiamo giocando meglio, però manca sempre quel qualcosa per fare un'occasione da gol. De Silvestri. Sestu per Settimo. Sesto. Aia, gol. Mamma mia. Bravo portiere. Romulu. Dai ragazzi, dai. Tenta di portargli via il pallone. Perfetto. Ottimo. Dai che stiamo giocando, dai che stiamo giocando. Nei dribbling sono ancora una mezza super mega pippa. Blocca l'avanzata avversaria. Bravo, l'Hellas c'è comunque, l'Hellas c'è. Ecco, qualcuno sbaglia. 6,6 abbiamo di voto, non una cosa strepitosa, però sopra la media che serve, insomma, questo è importante. Bravissimo, e non la prendiamo però, non la prendiamo. Gastardellus. Pedro Bianco. Cristici. Lopez. E il cornuto ha sparito, povero Lopez. Azione pericolosa della Sampdoria. Non se lo meritava Lopez. Continua la sfida quasi occhio che qua ragazzi. Sì, è scacchistica ragazzi. La vedo che è scacchistica. Bravo, il Cume se ne va splendido. E dopo cosa cazzo fa? Ma passa la Madonna. Ma passa la Cume, passa. Marchigno. No, non passarmela adesso. Sta per schierare in campo forze fresche. Romulu. E Remo. Bravo Cume, bellissimo. Bellissimo, segnala. Ma sei una pipa di merda, È ufficiale. Ma guarda che passaggi che faccio da trequartista, Dio santo. Passaggi da trequartista, sto coglione non lo sfrutta, ma non ci credo. De Silvestri. Triangolazione. Circolazione di palla molto fluida. Pedro Bianco. Per Totto. No, non è Totto, chi è? Gol. Mamma che culo. Si è mangiato un gol già fatto, Fabio. Bella parata che può essere molto importante. Vuole un giocatore che si deve chiamarsi Totto, ragazzi, è il mio idolo. Diventerebbe il mio idolo ufficiale. Scusate, sono i maneggi comendiani questi, grande Alfredson. Bravissimo! Bravo il tiro, Dio Cristo! Mamma mia, cosa mi ha tolto? Cosa mi ha levato? Può essere fondamentale. Angolo battuto senza. Si coordina. Ma che cazzo di tiro è? Guarda cosa mi ha levato sto pippodio tra Jankovic per turbo. Sì Fabio, nessuna delle due formazioni riesce a prendere in mano il gioco. Maledetto pezzo di merda. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Bello, bellissimo, quando giocano già così mi gasa.
Krstić. Pedro Diango. Molto bene. Bravo Kuma. 74esimo. Prova il lancio. Provalo, cazzo che sono stanchetto però, Alfredson. Sono fuori a gioco. Anche no. Appoggia, Fuori. non c'è nessuno a ricevere, rimessa per gli avversari. Sta cercando di sbloccare la partita tramite Ripressiamoli. 6,6, porca Cambio in trota. vista per la squadra di casa. Parità alla fine c'è uno 0-0 un po' bugiardo secondo me. Però Ciro era perfetto. No, il gol però. Gol. Ma va a cagare, dai, sono le solite merde umane. E la Sampdoria conduce la gara. Ma che schifo, andava bene anche un pareggio, addirittura vado a perderla, dai. Mi stava stretto il pareggio, ma dai. Gabbiadini. Il furto del Ferrari, ragazzi. Che schifo. Krstić. Christodouloulos. L'allenatore della formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Dai, madonna. Veneziano è distrutto, sono distrutto. La mia occasione l'ho anche avuta, purtroppo è andata male. Romulu. Bravissimi. Calma adesso. Non così, forse non devo chiamarla io. Il lancio è preda dei difensori. Allontana il pericolo, bravissimo. Romulu. Perché perderla però? Come fa il miracolo? Peccato, l'avevo dribblato anche bene, l'ho tirato di sinistra. Incredibile, Fabio. Sì, Fabio. E questa sostituzione sarà un tentativo di difendere il vantaggio, di segnare ancora magari per mettere il risultato. Ma guarda che sconfitta immeritata, che roba. Che Ci saranno 2 vergogna. minuti di recupero. Delusissimo, Gonzalez. Abbiamo anche giocato bene secondo me, però il risultato purtroppo me l'ha presa bene quel porco. Lottano per il possesso della palla. Finisce ragazzi 1-0 per la Sampdoria, vergogna pura, purtroppo furto a Luigi Ferraris. Un saluto dal commendatore veneziano, ho le balle abbastanza girate, dovevo segnare, potevo giocare meglio, 6.5 non è una valutazione schifosa, però è chiaro che il campionato sta per finire, siamo a marzo e devo fare altri 2 gol almeno. Milan ha pareggiato perché non vince neanche nei giochi, bene. E niente ragazzi, vediamo la classifica un attimo, poi tutti a nanna, tutti a casa le. Siamo 13esimi con 34 punti, l'obiettivo è almeno stare davanti no, siamo già davanti, 75, siamo davanti al Chievo, bene. Raga, un saluto da Kumendon Veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.